Caro bollette, in questo 2022 rispetto al 2019 ammonta a quasi 4 miliardi di euro l'extra costo che le imprese venete saranno costrette a sostenere a causa dell'aumento del prezzo delle tariffe elettriche. A dirlo, l'ufficio studi della CGA di Mestre, che traccia un panorama di quanto già si sta profilando. Diverse infatti le aziende che preferiranno chiudere, seppur temporaneamente, anche ricorrendo alla cassa integrazione per avere di riflesso una riduzione dei costi da sostenere. Se nei prossimi giorni anche le imprese venete dovessero fermare la produzione, avrebbero minori perdite di bilancio che mantenendo accesi gli impianti. Servono interventi immediati in tutti i settori di impresa, dalla metallurgia con le sue acciaierie, fonderie e ferriere al commercio, quindi cinema, teatri, parrucchieri, estetiste, alimentari, alberghi, bar, ristoranti, trasporto, logistica e chimica, solo per citarne alcuni, perché ogni rincaro in bolletta si traduce all'atto pratico anche nel rincaro dei prodotti per permettere a imprese e commercianti di poter continuare a tenere aperte le attività e a fornire a noi utenti i servizi, anche quelli essenziali. Va assolutamente scongiurata questa ipotesi, altrimenti rischiamo di compromettere la ripresa economica e di vedere aumentare considerevolmente il numero dei disoccupati.